Sesta corsa, un confronto interessante sul miglio che vede al via 12 concorrenti: Etiennest, Dr. Adri, El Diablo, Divine Matley, Ettore, Eclisse di Casei in prima fila, Ezechiela, È Primavera, Esplosivo GSO, Ernaldo Benal, Diomede del Ronco, Elish di Poggio in seconda. I favori in chiusura sono per praticamente alla stessa quota Il Diablo ed Eclisse di Casei, numeri 3 e 6 dello schieramento. Vediamo la partenza. Dall'esterno cerca di avvantaggiarsi Divine Matley, ma è veloce Il Diablo e lo è anche Eclisse di Casei. In vantaggio è Il Diablo, poi in terza ruota insiste nella sua progressione Eclisse di Casei, che poi trova spazio probabilmente in scia Il Diablo. 14,4 il lancio, quindi dopo una falsa partenza molto svelta di El Diablo, che era sfociata in errore ma si era rimesso quasi al volo, e Roberto Vecchione quindi ha deciso di partire a tutta. 28,9 il quarto iniziale e seconda posizione per Eclisse di Casei, sono i due più giocati. In terza c'è Dr. Adri, numero 8 È Primavera, intanto squalificato. 600 in 44,6 per un cavallo come El Diablo, che ora sta cercando di numero graduare un po'. 9 Esplosivo Arriva GSO, intanto Elish di squalificato. Poggio. Elish di Poggio con una gran progressione si porta a ridosso dei primi. Nelle retrovie invece c'è Ernaldo Benal. E vediamo il passaggio al chilometro con leader El Diablo nei confronti di Eclisse di Casei, 1000 metri iniziali in 1:15,2. Elish di Poggio finisce con il galoppo e così in vantaggio El Diablo numero su 12 Eclisse di di Poggio, Casei, squalificato. i due in vantaggio Numero 11 su Diomede del Dr. Ronco, Adri. squalificato. Il Diablo in vantaggio, tiene a distanza Eclisse di Casei quando siamo all'ingresso in addirittura d'arrivo. Ultimi 150 di gara per El Diablo, che nel finale allunga ancora per vincere davvero a mani basse. Vittoria nettissima, il secondo posto per Eclisse di Casei, il terzo per El Diablo che precede Etiennest. 1,59,2, 29,3 a chiudere dopo un 29,8 di penultimo quarto. È la migliore edizione di El Diablo che abbiamo visto negli ultimi tempi. Roberto Vecchione in sediolo per conto del team di Holger Elert e della scuderia Taormina Forever. El Diablo a segno con Roberto Vecchione.